Amici di Diretta Sport, buon pomeriggio dal Palazzetto Comunale di Serramanna per assistere alla terza giornata del campionato di Serie B girone A tra il Čekićak Koarsa Serramanna e il capitano, il numero 9, l'argentino, non presenti. Adesso la prima palla gol, c'è il gol subito del bomber Pidiu che si sblocca subito, commesso anche dalla Čekićak. Adesso la palla rimane là vicino alla rete, poi vicino alla linea, e poi c'è il salvataggio di Antonio Di Menna. Palla in profondità ancora per Ganzo Ribas che si gira molto bene, ancora Ribas e c'è il raddoppio del Čekićak, ma c'è anche il numero 10 Casile. La conclusione di Menna. Ribas si accentra, Ribas, l'imbucata, il pallone per Marini, la palla rimane là, arriva Tati, salvataggio sulla linea, laterale ancora Marini, c'è libero Ganzo Ribas, la sterzata, ancora il destro di Ribas, non arriva, ancora Di Gregorio, Tatti prova il destro, Tatti, pallone che passa sotto le gambe per Ribas. Ribas si accentra, la conclusione dalla distanza, Ganzo Ribas sul punto di battuta, calcia lui con il destro, pallone calciato forte, ancora Ribas, va via molto bene alla diretto avversario, ha spazio sul secondo palo, c'è la deviazione di Abellini per l'assist di Ganzo Ribas verso il numero con l'attacco. Adesso Ribas, Zucca con la destro, la risposta di De Lucia in calcio d'angolo, intercettata ancora Zucca, il destro di Capitan Zucca, la risposta ancora di Juan Alberto De Lucia. Ganzo Ribas mette giù il pallone, lo protegge, si gira molto bene col sinistro, tratto Davide Farris, classe 2000, neo acquisto, e c'è il gol di Marini sugli sviluppi del calcio d'angolo battuto proprio da Davide Farris. Abellini per Di Gregorio, ancora il numero 8 cerca lo spunto nell'1 contro 1, il destro, pallone, palla recuperata, ancora Pidiu, 3 contro 2, Pidiu si accentra, prova il destro deviato, pallone sul fondo, c'è il calcio d'angolo di Tatti. Tatti vince il contrasto, 2 contro 1, pallone per Pilosu, la palla supera l'estremo difensore De Lucia, pallone in campo, si accentra Pilosu, c'è il contatto non fischiato dalla direzione di gara, ripartenza 3 contro 1 e c'è l'errore clamoroso di Abellini sotto misura. Si riparte adesso, Luan, il controllo, può provare il destro, lo fa, c'è la deviazione ancora di De Lucia in calcio d'angolo. Palla deviata in foro laterale, già rimesso in movimento, la conclusione di Gregorio, pallone, ancora Pidiu, perde lui il pallone, non viene fischiato il fallo, c'è la conclusione di Menna. Adesso il pallonetto di Gregorio al volo, c'è il gol del 4-1. Adesso palla dentro, pallone a rimorchio, c'è la conclusione. Adesso Luan, Ribas per Luan, c'è la possibilità dello scarico per Marini, prova a piazzarla invece verso l'incrocio dei pali. C'è l'intervento ancora di Farris e poi Tatti prova il destro, palla deviata. Abellini sul punto di battuta, stesso schema di prima, Di Gregorio ancora al volo e c'è il secondo gol di Gregorio. Sì, la palla passa e Farris che chiude molto bene in fase difensiva, la conclusione col destro contro 1, il doppio passo contro Andrea Zucca, la conclusione sul palo lontano, c'è il break, Ribas con la destro, il gol di Ganzo Ribas per il 5-2 del Čekićak Koarsa. Riceve invece Casile, palla tra le linee ancora per il brasiliano Abellini, adesso palla che passa ancora, la risposta di Menna dalla difesa dell'MGM 2000, c'è il gran gol di Luan, di Lance, quella tra Fussalossi e Futsal Monferrato. Adesso la conclusione di Pidiu ancora sul fondo, c'è Pilosu in profondità, il controllo, palla messa in mezzo, il gol di Pidiu con il grande assist da altruista, lo scarico di Gregorio, la finta, si accentra ancora Di Menna, poi Ganzo Ribas fuori. Adesso la ripartenza ancora con Luan, c'è Pidiu libero, Pidiu a porta vuota e la tripletta
anche per Pidiu sull'assist di Luan. Adesso Ganzo Ribas perde palla però in uscita. La conclusione di Salic, morbida di Gregorio, poi Salic, palla che rimane ancora là. La conclusione con il gol di De Michelis. Si riparte con il calcio inizio battuto dal Cechichak Kwarsa Seraman. Ganzo Ribas la sterzata ancora col sinistro, palla deviata ancora Casile, scivolato De Michelis, palla recuperata Marini a porta vuota e c'è il gol di Marini per l'8-4. Ancora col sinistro, pallone che rimane là. Adesso la porta è ancora vuota, c'è l'intervento con le mani per il numero 99 Salic, c'è il rosso. Ganzo Ribas sul dischetto contro De Lucia, parte Ribas con la destra, la piazza sotto la traversa e arriva il nono gol per il Cechichak Kwarsa Seraman. C'è una palla all'imbucata Matabori di prima intenzione